Si aggiudicavano la gestione di un centro commerciale, l'ultimo in ordine di tempo a Borgo Veneto, lo smontavano sottraendo patrimonio e denaro alle varie imprese coinvolte attraverso giochi di fatture false, cessioni di rami d'aziende, fallimenti. Dopo Capene, in provincia di Roma e Borgo Veneto, il gruppo aveva già puntato gli occhi su altri centri commerciali in Italia. A bloccarli ci ha pensato la Guardia di Finanza di Padova, grazie a un'indagine partita dai militari della Compagnia di Este. 9 soggetti fermati con l'accusa di bancarotta fraudolenta. Per 6 imprenditori e un direttore di banca sono scattati gli arresti. 4 persone sono finite in carcere, 3 ai domiciliari, coinvolti anche un architetto e un altro imprenditore. Nel contempo sono stati sottoposti a sequestro preventivo beni per oltre 2 milioni di euro, tra i quali 5 auto di lusso, 3 fabbricati e quote di 2 società di capitali. Oltre al pericolo di reiterazione dei reati, la Procura di Rovigo, che ha coordinato l'indagine, ha ravvisato il pericolo di inquinamento delle prove, dato che gli indagati avrebbero tentato di distruggere e falsificare alcuni contratti stampandoli proprio vicino al Tribunale di Rovigo.